Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Vigilia di Natale di sangue nella nostra regione. A Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani, una donna è stata uccisa a coltellate in via Cassiopea. La vittima è Maria Matuzzo, di 29 anni. I sospetti ricadono sul marito, originario di Selinunte, che avrebbe colpito la moglie mentre si trovava in casa. Non si conosce ancora il movente che avrebbe spinto l'uomo a compiere il delitto di cui è attualmente accusato. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Presenti sul luogo anche i carabinieri, che hanno fermato l'indagato per sottoporlo a interrogatorio. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato un giovane per la maxi rissa avvenuta la notte scorsa nella discoteca Mob di Carini nel Palermitano. L'accusa è tentato omicidio e porto abusivo di armi. La sua posizione è al momento al vaglio della procura. Il giovane durante la rissa avrebbe estratto una pistola e esploso alcuni colpi in aria. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma ci sarebbero diversi contusi. Intanto il locale è sotto sequestro. Condannato a 2 anni e 8 mesi l'uomo che ha dato fuoco a decine di ettari tra Floristella e la riserva di Rossomanno in provincia di Enna. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare Giuseppe Noto. La sentenza, emessa col rito abbreviato, dispone anche il pagamento delle spese processuali e la prescrizione di risiedere per 1 anno in una comunità terapeutica assistita. E chiudiamo con il meteo. Sarà un Natale sereno dal punto di vista climatico in Sicilia. Sarà infatti bel tempo su tutta l'isola con totale assenza di piogge. Le temperature saranno primaverili nei valori massimi, con Palermo, Caltanissetta, Siracusa e Agrigento che vedranno il termometro superare addirittura i 20 gradi. Ed è tutto per questa edizione. L'informazione flash di New Sicilia torna martedì 27 dicembre dalla nostra redazione. L'augurio di una buona serata e di un sereno Natale. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.